Evento così importante e rilevante va programmato adesso per il 4 ottobre del 2018. Ricorre il 4 ottobre del 2018 il bicentenario della nascita di Francesco Crispi, un personaggio molto rilevante ma messo anche nell'oblio per diverse ragioni. Oggi vogliamo creare tutte le condizioni per poter far emergere il vero personaggio che è stato Francesco Crispi, uno statista e patriota. Peraltro la collaborazione preeminente è quella della Università di Palermo, l'Università della LUMIS di Roma e il Consorzio Universitario Agrigentino. Queste tre importanti strutture stanno mettendo in moto tutta una serie di attività, peraltro circa un mese fa proprio ad Agrigento e anche a Ribera si sono svolti convegni sulla figura di Francesco Crispi, quindi viene fuori questo grande personaggio. Abbiamo avuto già nei precedenti convegni che si sono fatti il patrocinio del Presidente del Senato. Per la programmazione futura abbiamo chiesto il patrocinio del Presidente della Repubblica, ovviamente che sarà invitato a partecipare ai lavori, spero proprio che questo avvenga, dalla Presidenza della Camera alla Presidenza del Senato, in particolare quella della Camera, perché Francesco Crispi è stato Presidente di grande rilievo della Camera dei Deputati. Peraltro i primi regolamenti della Camera portano la firma di Francesco Crispi ed altri provvedimenti. Ci sarà pure il patrocinio della Presidenza del Consiglio, perché come voi tutti sapete è stato anche Presidente del Consiglio, dove ha varato le riforme soprattutto sulla burocrazia, sulla giustizia, più importanti che ancora oggi sono attuali. Un grande personaggio che non è venuto fuori. Certamente un personaggio che ha anche delle contraddizioni, parte da mazziniano sfegatato e finisce col diventare, come dire, supporter della monarchia, ma il contesto storico va anche guardato con molta attenzione per mettere in evidenza perché quelle scelte. Crispi è un personaggio straordinario, cominciare dal fatto che a una domanda fatta dall'allora un giornalista del Tempo gli chiese se lui fosse un mazziniano e lui gli ha detto di no, se fosse un garibaldino ha detto di no, ma lei chi è? Io sono Crispi.